The Dreamer anticipazioni dal 24 al 28 maggio, ultima settimana, il gran finale. Jeanne e Sanem si sposano e hanno 3 figli. Jeanne parla poi col fratello e viene a sapere che Sanem è tornata al quartiere, lasciando il lavoro in agenzia e pure le creme. Sanem, nel frattempo, decide di riprendere il suo lavoro in drogheria. I genitori non concordano, vorrebbero che si riposasse, ma lei è determinata a voler lavorare. I suoi unici sogni sono sempre stati quello di diventare una buona scrittrice e di andare alle Galapagos. Jeanne si reca al negozio e non appena lo vede, Sanem gli chiede cosa sia andata a fare. Jeanne le risponde che ha saputo che ha lasciato l'agenzia e Sanem gli dice che è stanca di cercare di farlo ricordare. D'altronde anche lui è stanco di cercare di ricordare. Le dice anche che non è più la stessa e ribatte che anche lui non è più lo stesso, che voleva andare in giro per il mondo, e Jeanne le chiede se è cambiato molto. Le risponde che è tornato a ciò che era. Questa è la sua vita e può viverla come vuole, ma lasci fare lo stesso anche a lei. Poi aggiunge che è tornata da dove è venuta e spera che questa scelta faccia bene a entrambi. Lui ripete che ha provato a ricordare, ma proprio non ci riesce. Lei pensa che ora sia giusto lasciare un po' di spazio tra loro. Jeanne, impotente in questa situazione, se ne va. Durante il tragitto in auto però comincia a ricordare qualcosa, il momento in cui abbraccia Sanem mentre stava per scivolare nel dirupo. Anche lei sola ripercorre con la mente quando lei e Jeanne preparavano insieme da mangiare nella cucina di casa Divit. Mekhibe viene a sapere da Meleat che Jeanne era in drogheria e chiede a Sanem il perché. La ragazza risponde alla madre dicendole che si trattava di cose di lavoro. Intanto Nihat propone di allargare il giro dei clienti del negozio offrendo loro il servizio di consegna a domicilio con uno scooter. A casa Jeanne parla con Meriban. Tutti se ne sono andati e sono rimasti solo loro due. Le riferisce della conversazione avuta con Sanem e le racconta che purtroppo non è riuscito a dirle che la ama, che era andato lì per dirle di non lasciarlo, ma forse non è pronto a farlo. Meriban gli chiede allora se è pronto a perdere Sanem e lui risponde che gli fa sempre domande difficili. Meriban è comunque convinta che questa storia non finirà mai. Sanem comincia a ricevere ordini per le consegne a domicilio e sale sullo scooter. Nihat si raccomanda con lei dicendole di stare molto attenta alla guida. Il padre le dice poi che è felice che sia tornata e lei risponde che è altrettanto felice di essere lì. Sanem inizia a girare e oltre a incontrare i clienti la fermano pure tante persone che conoscono la sua fama come scrittrice e chiedono di fare la foto con lei e di autografare il libro. In agenzia avviene la presentazione della campagna pubblicitaria per i clienti Aisha e il signor Azim, ma è chiaro che Jeanne ha la testa altrove. Al termine i clienti esprimono la propria soddisfazione, ma dovranno valutare bene le altre proposte prima di decidere. Prima di andarsene, Aisha parla con Jeanne. Gli dice che ha saputo che ha problemi personali. Loro due sono molto simili. Se vuole, lei c'è per parlare e possono anche andare a fare la scalata insieme. Ma Jeanne risponde che non vuole, che se lei lo desidera può andare senza di lui. Jeanne si reca sul molo a riflettere e ripensa alle parole di Meriban e a quelle di Sanem. Poco distante Sanem si sta spostando in scooter per le consegne, ma appena vede Jeanne si distrae e cade. Jeanne accorre subito, pur non sapendo che è proprio Sanem, ma lei finge di aver perso la memoria, gli chiede chi è e non vuole che la tocchi, così le persone attorno che stanno assistendo alla scena invitano Jeanne a lasciarla stare. In agenzia aspettano impazientemente la risposta del cliente e sono molto in ansia. Alla fine la più carica si aggiudica comunque la campagna pubblicitaria. Aisha va personalmente a comunicare la notizia e invita tutti a una festa quella sera stessa, compresa Sanem che sarà l'ospite d'onore. Jeanne, con la scusa di comunicarle della festa, va a cercare Sanem in drogheria. Le chiede come stia, ma Sanem gli fa capire che non vuole che i suoi sappiano dell'incidente. La ragazza non è comunque intenzionata a partecipare all'evento e Jeanne se ne va senza essere riuscito a convincerla. Anche i genitori ci provano, ma lei è irremovibile e dice che chiederà a Leila di farle da rappresentante. Jeanne in auto chiama il Mirré e lo avverte che Sanem non vuole essere presente alla festa.
e Mirré ne parla in ufficio e Gégé dice di lasciare fare a lui. Anche Muso si affianca all'amico per pianificare il tutto. Intanto Aja è presa dai preparativi della festa. Parla con una sua collaboratrice e le dice che quella serata è molto importante per lei. La avverte anche che Sanem non ci sarà, ma questo non le dispiace più di tanto. A casa di In, intanto, prima di uscire per recarsi alla festa col marito, Leila cerca di convincere la sorella a ripensarci, ma è invano. In drogheria, nel frattempo, arriva un grande ordine per telefono. Sono Gégé e Muso che con questo stratagemma vogliono far arrivare Sanem sul luogo della festa. Alla festa, intanto, compare Aja, molto elegante, che si appiccica subito a Jeanne. Poco dopo Sanem arriva lì, ignara di tutto e si ritrova nel bel mezzo dei festeggiamenti con il casco in testa e i sacchetti della spesa in mano. Viene accolta e presentata così come è arrivata. Muso si vanta con lei dell'idea avuta e Sanem gli dice che pagherà caro per questo. Sanem chiede poi del bagno e mentre è lì a far la fila arriva pure Jeanne che si mette in fila ma fa passare avanti qualche donna. Una di queste, ammaliata da lui, esce dal bagno e gli consegna un bigliettino in mano. Sanem ne è ovviamente gelosa. Scende la sera, a casa Edin, Nihat ha fame e si lamenta con Mekkibè del ritardo della figlia. La donna allora la chiama e Sanem fa vedere in videochiamata tutti quelli che sono presenti alla festa. Comunque la avverte che sta per tornare a casa. Poco dopo, mentre Sanem sta per risalire sul suo scooter, Aja continua la sua opera di avvicinamento a Jeanne. Gli dice che non gli piace quell'ambiente e che si sta annoiando quanto lui. Così gli propone di festeggiare da soli. Jeanne in realtà pensa a Sanem e se ne va ringraziando la donna di tutto. Jeanne raggiunge Sanem che se ne sta andando, mentre Aja segue tutta la scena dalla porta. Lui non vuole che Sanem se ne vada. Lei gli dice di darle un motivo per non andarsene. Lui le ribadisce che ci sta provando ma proprio non riesce a ricordare. Lei aggiunge che è molto triste. Lui è un albatros, ma non è il suo albatros. Poi se ne va. Dopo questo, Jeanne parte con la sua auto sotto gli occhi di Aja e va sul molo col cellulare in mano. Cerca Sanem tra i contatti ma non ha il coraggio di fare nulla. Sanem torna finalmente a casa e parla con i genitori. La ragazza poi comunica ai genitori che l'indomani partirà perché ha bisogno di andarsene da lì per un po'. Il giorno successivo Sanem saluta e se ne va, ma mentre prende il taxi, Jeanne è dietro con l'auto, vede tutto e la segue. Lei va in stazione e lui entra per cercarla. Non appena si trova dinanzi a lei, Jeanne le chiede di non andare, perché anche se non riesce ancora a ricordare molto, ha capito che non può fare a meno di lei. Desidera essere l'uomo più fortunato al mondo, perché sarebbe l'unico ad essersi innamorato 2 volte della stessa donna. Lei, pensierosa e titubante, non avendo nulla da dire, improvvisamente lo bacia. Leila, avvertita dalla sorella, corre e racconta ai genitori che Jeanne ha seguito Sanem alla stazione, le ha confessato il suo amore e i due sono tornati insieme. Poi telefona in agenzia per dare il lieto annuncio e lì esplodono i festeggiamenti. In quel momento giunge pure Aja che viene messa a corrente della cosa. Sanem e Jeanne passano parte della giornata al parco felici. Parlano di partire per il giro del mondo in barca, giocano a frisbee con un bambino, passeggiano abbracciati e mangiano pannocchie. Poi parlano del futuro e Jeanne conclude che quella è stata davvero una giornata molto bella. Jeanne riaccompagna Sanem a casa e mentre la saluta vengono interrotti da Meleat che ha saputo che stanno di nuovo insieme e vuole congratularsi. Sanem le dice che non è il momento, ma Jeanne la saluta affettuosamente. Rimasti di nuovo soli, Sanem chiede a Jeanne di non dire nulla a Meriban perché vuole farlo lei. Sanem entra in casa e trova tutta la famiglia unita. Tutti sono felici e scattano foto. Nihat le dice che lei e Jeanne sono passati attraverso varie difficoltà e sono fatti per stare insieme. Mekkibè è convinta che Sanem sappia cosa è meglio per lei. L'indomani Jeanne ha alcuni flashback. Ricorda di quando gettò il pezzo della barca in mare. Ricorda anche il bacio dato a Sanem all'opera, Sanem che parlava nel sonno dei 3 bambini e quando erano sulla barca decisero di partire.
Poco dopo riceve una videochiamata da casa Edin mentre stanno facendo colazione e tutti lo salutano. Jeanne chiede a Edin se può essere di nuovo il fidanzato della figlia e loro concordano, anche se ancora lui non ha ricordato. Terminata la telefonata, Jeanne parla con Emirè e ricorda quando il fratello si arrabbiò per avergli nascosto la malattia del padre. Sanem intanto va da Meriban e la mette a corrente di quanto accaduto con Jeanne. La donna ne è felice ma le dice che aveva già capito tutto. In presenza di Emirè, Jeanne parla col medico e gli racconta quanto gli sta accadendo. Il medico gli aveva detto che avrebbe superato questa situazione solo con uno shock. Jeanne gli confessa di essersi nuovamente innamorato della donna che ha dimenticato e il medico gli dice allora che la sua cura è Sanem. I due fratelli escono dall'ospedale e sono molto soddisfatti, ma Jeanne chiede a Emirè di non dire nulla a nessuno, vuole nasconderlo per un po' a Sanem. Sanem torna in agenzia. Jeanne volutamente coglie l'occasione di un discorso sulla musica per raccontare di aver ricordato un concerto al quale ha assistito in Inghilterra. Sanem, subito ingelosita, dà per scontato che lui fosse con Pauline, ma lui nega e allora le sbotta perché crede che si riferisca a qualche altra donna. Sanem, inviperita, va a sfogarsi con Leila, che però difende sempre il cognato, mentre Jeanne e Mirré, che hanno ascoltato tutto dall'altro ufficio, se la ridono. I due continuano a osservare le due sorelle da lontano e Jeanne trova Sanem adorabile quando si dimostra gelosa di lui. Poco dopo Jeanne invita tutti a festeggiare l'affare della campagna pubblicitaria a casa sua. A questa festa preparerà delle kofte, polpette di crudo, con le sue stesse mani. In questo modo, in realtà, Jeanne vuole che Sanem si renda conto da sola che gli è tornata la memoria, ricordando il passato. Alla festa, mentre Jeanne prepara, arriva Sanem e inizia a ballare con gli altri. Lui la osserva orgoglioso da lontano. La ragazza gli si avvicina e gli chiede se può aiutarlo, ma lui la invita a divertirsi. Jeanne sta preparando le polpette utilizzando la stessa ricetta che cucinò Sanem per lui, rendendole immangiabili. Quando si siedono a tavola, invita Sanem ad assaggiare prima di tutti. Lei, in poco tempo, collega il tutto e capisce che lui ricorda perché questo episodio non era riportato nel suo libro. Inutile dire quale grande felicità investa tutti i commensali, con Jeanne e Sanem che continuano a coccolarsi, mentre lei è davvero tanto commossa. Più tardi Emirè propone un brindisi, ma mentre parla ecco avvicinarsi un drone che reca attaccato a un filo un bellissimo anello. Jeanne lo scioglie, si inginocchia davanti a Sanem che è un po' su di giri e le chiede di sposarlo. Lei lo tiene un po' sulle spine, gli dice che prima deve chiedere il permesso alla sua famiglia. Jeanne si rivolge a futuri suoceri e suggerisce di iniziare a preparare perché presto andrà da loro a chiedere Sanem in moglie. Sanem alla fine urla il proprio sì. I due si abbracciano e lei gli dice che è meraviglioso. A casa Edin si svolge il fidanzamento ufficiale secondo i riti tradizionali, con Meriban che fa la richiesta da parte della famiglia di Jeanne, anche se Jeanne e Nihat sono emotivamente molto provati e il tutto si svolge in maniera piuttosto frettolosa, tanto da non potersi permettere, dice Sanem, neanche poche lacrime di commozione. Attraverso vari salti temporali, prima tutti si ritrovano a Porticciolo con gli sposi in procinto di partire per la luna di miele, dove grande è la felicità e la commozione di tutti. Poi Jeanne e Sanem sono di corsa in ospedale con lei che sta per partorire e accusa Jeanne delle sue pene. Infine la famiglia Divit è in giardino. Jeanne e Sanem portano da mangiare ai 3 bambini che già grandi giocano felici. Jeanne dice alla moglie che vuole riposare sulle sue gambe, mentre lei gli legge un libro, così si sdraia su di lei. Sanem inventa una storia su un albatros smemorato e lui comincia a farle il solletico. Lei cerca di difendersi e i bambini accorrono per partecipare a questo bellissimo momento di gioia generale, buttandosi felici sul papà e la mamma. Si conclude così la favola di Jeanne e Sanem, quindi speriamo che ci sia una prossima avventura. Adesso io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!